Oggi l'ARGAV, l'Associazione Regionale dei Giornalisti Agroalimentari di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino sono venuti in Val di Zoldo per visitare la lavorazione di un legno che sta per essere rilanciato, il larice. C'è stata l'occasione per un confronto in aula e poi è stata fatta una visita sul territorio per scoprire anche le lavorazioni come sono state fatte negli anni passati, quindi le case tipiche, le malghe e la possibilità di visitare i luoghi e il lavoro che viene fatto per salvaguardare un prodotto che non è solo legno ma è anche salvaguardia del territorio, rilancio del territorio, valorizzazione delle foreste e un ecosistema che ha sicuramente qualcosa da dire. Nella sua illustrazione qui nella visita dell'ARGAV Veneto alla Val di Zoldo ha detto una cosa molto particolare, ha detto l'Italia e il Veneto in particolare ha dei buoni legni, ha un ottimo sistema forestale, però tutta la parte della lavorazione, della vendita ha grandi margini di crescita perché in realtà in confronto con il resto del mondo e anche i paesi vicini lavoriamo molto meno quantità di quello che cresce. Certo, più che lavoriamo abbattiamo molto meno di quello che è l'accrescimento medio annuo. Noi stiamo abbattendo circa il 20-25% dell'accrescimento annuo a livello nazionale, mentre il resto d'Europa sta abbattendo il 65%, quindi avremo almeno un margine del 3 volte tanto quello che stiamo facendo. E cos'è che vuol dire questo? Avere maggior materia prima da poter poi lavorare dando spazio agli operatori forestali, boscaioli, che potrebbero attualmente sono più di 10.000 arrivare almeno a 30.000 e poi successivamente via via tutta la filiera aumentare i falegnami, quindi le falegnamerie, potremo arrivare a realizzare molti più prodotti, dai mobili ad altri manufatti, parti o addirittura case intere per l'edilizia sia nazionale che per il resto del mondo, con specie legnose che il resto del mondo riescono a vantare in Nord America in un'estensione di migliaia e migliaia di chilometri. Noi solamente le prealpi vicentine in 100 km hanno tutte le specie legnose che in Nord America ci sono in 5.000 km di monti Appalachi. Ecco, lei diceva anche che però l'Italia rispetto al mondo e alle foreste del mondo ha una quantità minima, quindi più che diventare un settore importante industriale va valorizzata la nicchia e la qualità. Certo, le nostre specie legnose si addicono molto a non essere destinate a prodotti di massa come elementi economici da fare parti nascoste per case in legno, ma sono molto importanti per esempio per fare elementi per strumenti musicali, quindi di gran valore, oppure elementi per mobili, per sedie, pertanto manufatti che sono belli da vedere e sono apprezzati appunto per le caratteristiche estetiche oltre che di qualità tecnologiche. Lei può dire che il legno però è un settore che ha grandissime prospettive per questo paese? Potrebbe avere grandissime prospettive, certo, sia come numero di nuovi addetti che anche come valorizzazione delle imprese che già ci sono, delle falegnamerie che attualmente stanno realizzando gran parte di mobili con pannelli truciolari, quindi scarti di legni macinati ed assemblati con collanti. Invece si potrebbero fare e quindi questi falegnami potrebbero migliorare nella loro attività realizzando mobili con il legno massiccio delle nostre colline. Lei diceva nel suo intervento oggi con l'incontro con l'ARGAV che molto territorio boschivo italiano, Veneto in particolare, è certificato e controllato, però serve non solo valorizzare la certificazione, che è importante, ma soprattutto che questo arrivi alla fine della filiera, cioè al consumatore finale. Deve essere il consumatore che chiede legno certificato in qualsiasi forma esso arrivi, perché così invoglia a un maggiore controllo che dà grandi vantaggi a tutta la filiera. Sì, allora nell'intervento io ho fatto l'esempio soprattutto della legna da ardere, perché ho fatto un po' un paragone tra l'alimentazione biologica, che ultimamente sta avendo una grande richiesta perché la gente cerca anche di avere un po' di tutela per la propria salute. Nello stesso modo dovrebbe avere la tutela per quanto riguarda la legna da ardere, perché io con la legna da ardere cucino i cibi, faccio da mangiare con la legna d'ardere, mi scaldo, è una cosa che in casa respiro.
Per cui io, avendo una filiera corta della legna da ardere e sapendo da dove quella legna da ardere proviene, io ho una maggiore sicurezza sulla sua qualità e quindi anche una maggior tutela della mia salute. E in questo senso, se dal punto di vista dell'utente finale, del consumatore finale, c'è questa richiesta di una filiera corta e di legna da ardere di qualità che proviene da boschi che sono vicini a casa mia, boschi che so come sono stati coltivati, come sono stati gestiti e soprattutto che la legna è legna di qualità, che non ha nessun inquinante, questa richiesta proveniente dall'utente finale risale tutta la filiera, perché io ho una maggiore domanda e quindi tutti gli operatori che lavorano nei boschi del nostro territorio vengono incentivati a rimanere nel territorio e a continuare la loro opera. Sì, l'impronta però, diciamo così, di inquinamento, di consumo della terra è uno degli aspetti. Lei un'altra cosa che ha sottolineato è che la certificazione ha tutta una serie di aspetti, dalla qualità, la comunicazione, il controllo idrogeologico dei territori, cioè c'è un mondo dietro. C'è un mondo perché i servizi che offre il bosco non è solo ovviamente quello del legno. I servizi che offre il bosco sono servizi accessori, che magari è un po' riduttivo definirli accessori, perché facciamo l'esempio degli ultimi disastri che sono successi quest'estate qui in Cadore. Un dissesto idrogeologico a volte si spende di più a riparare i danni che non a prevenirli, per cui il bosco spesso ha una funzione di protezione. Quando viene a mancare questa funzione, e questa funzione viene valorizzata e viene incentivata con la certificazione, quando questa manca i problemi poi si riversano nei paesi e si riversano a valle in pianura, quindi è un effetto domino che avviene.